È bella, eh? Pronto? Buongiorno, chi è il signor Mariano? No, sono Carmine, con chi parlo? Non ho capito, non si sente bene, abbiate pazienza. È occupato, con chi No, ma parlo? figuratevi, io non lo conosco. Io ho visto che sull'annuncio della bici, questa qua anni 70, ci Sì, sì, stava. sì, Posso parlare sì, con voi? sì, con me. Ah, perfetto. Volevo sapere un attimino la bicicletta perché dalle foto si vede che è una bellissima bicicletta anni 70. Però Sì. volevo anche qualche informazione in più in merito al sellino. Allora, stammi a sentire. Mm. Io l'ho rimessa a nuovo da poco, l'ho rimessa a nuovo. Sì, si vede, si vede. Ci ho comprato i copertoni, Ho visto. ho fatto lo step, insomma la catena, insomma l'ho rimessa a nuova in tutto e per tutto. Sì, sì, sì. Questa è una bici degli anni 70. Ho visto, ho visto. E quindi perché dato che io già ho una Bianchi che è Ho nuova, visto. Sì, sì. allora quindi ho altre due bici. Ho allora visto, questa qua l'ho messa Sì, ho visto. Un attimo solo. Andò, non ancora, sto prendendo un attimo a sto signore qua che l'ha rimessa a nuovo. Va bene? Scusatemi un attimo, mio fratello, quello di diretta interessato è lui, però lui è timido e non parla al Ma telefono. da dove state chiamando? No, voi? io sto vicino, sto a Nolo, ho visto che voi state a Sarno, giusto? Ah, sì. Che ci voniate? Io al limite ma vengo a più, me ne torno proprio con la bicicletta. Va Siete bene, d'accordo? non ci stanno problemi. Io vi dico la verità, una domanda però ve la dovete far fare. Come vi chiamate voi? Carmine. Signor Carmine, vi posso dire, con tutti i soldi che avete speso vicino a questa bicicletta, ma non vi non vi conveniva a Cattanova? Ho sbaglio, purtroppo ti ha portato. Allora, ma sì. mi spieghi che è successo? Sì. A che poi è stata ad chi racconti i bicicletti, se ti metti a bene da poco, ma si ti da Denzuccia? Ad chi? A due Denzuccia a Sarna, a cui c'è la bicicletta, Denzuccia? No, già porta io che c'ha da bicicletta. No, non lo conosco, però figurate, mi fido. Comunque, ti acchiappavo di guadagnare, poi ne portavamo presto, io mi dico, ci fatti questo, si pigliavo 170 euro, la bicicletta. Ma voi non l'avete battuto, scusate. Come? Lui li va a battere, chi gli faceva una bicicletta che 70 euro vicino a una bicicletta che lui va sulla buffa mazzata. Che fa, purtroppo. Ma la disonestà della gente non ha limiti, questo bisogna dire. Mo vi racconto questa cosa, poi non vi trattengo perché poi al limite ci mettiamo d'accordo per la bicicletta. Quando è stato l'anno scorso io avevo una motocicletta, no? Era la vita mia, un vecchio Dominator, d'accordo? Io l'ho portata ad aggiustare da questo qui qua sotto, si chiama Pasquale, vicino a casa mia, non so se lo conoscete, Pasquale lo scucciato. A Nolo, chi è famoso prepara in motocicletta. No, non lo conosco. Ma guardatemi, io tengo sotto la casa tutte le mattine un caffè, buongiorno, Luca, come stai? Sai, una certa confidenza. Allora ci dice, Pasqua, guarda, quella la motocicletta in realtà non ha grandi difetti, andrebbe preparata un pochettino, anche per cambiare un po' l'immagine, un po' la ciclica. E quindi se non ti preoccupamo, Beghi, quale problema, così, bravo. Quando è bello e buono, quando fui a Roma una settimana, io gli dice, scusa Pasqua, ma che stiamo? Daggi fa una sorpresa, E dice, vabbè, quando c'è un paio di giorni, e te ne pare giorni a Roma. Poi scusa, ma la motocicletta mi ero stata, già fa una sorpresa. E ci capito, abbiamo un attimo a stupirmi di questo atteggiamento. Ero appanato un paio di giorni, no, io già fa una sorpresa. Dice, sì, Pasqua, mo mi fa una cortesia, prima un attimo sta sorpresa a rustò. Bello e buono chi le piglia sa presente, sotto a un telone, no? Sapete quando prate vanno a fare sorprese, no? Sotto a un su. Guarda che t'hai combinato, tu, scommoglio. Pozzo ascino si piaggia sotto. O sì, la piaggia, me l'era trasformato in danno si piaggia. Cioè, ma un Dominator lo faceva diventare un si piaggia. Ma come si può fare? No, vabbè, ma quelli sono la monnezza della gente. Allora vi dico la verità, se sapete tenere un segreto, però deve rimanere tra me e voi. Sì, ci mancherebbe. No, perché sapete che cose quelle poi sono cose che si confidano solo, mo ci voi sento che voi siete una brava persona. Io a un certo punto scennetto e io sparai. Era tardi la sera, vedete che non ci venisce uno. Poi sparai, mi caricai da macchina. La prima botta c'era retta fuori la stessa, e chi strapatiamo. Una cosa, ma quando voi state da spazzatura, no? No, io mi metto in due cuofono portare in una terra, che azzollenolo, che là sta un cuofono di terra e cose.
Come non è da una terra, utturrai proprio. E da allora non si è più trovato. Lo stanno ancora cercando. Hai capito? Comunque stanno mettendo dici. quando fai una camminata sto fuori all'uscita. Ma venga a pigliare, quando è per di sta bicicletta, pure che è una bicicletta a corsa, ci fa tutto cavallo. Vabbè, allora facciamo una bella cosa, Carmenini, tanto se capite che siamo amici. Ti telefono, credo stesso questa sera e ci mettiamo d'accordo, ma venga a provare, che mo viene un weekend e ma venga a provare sta bicicletta. Va bene, quando è per o tempo che mi faccio. Va bene, mi faccio il giro d'Italia e t'ha fortunata voi. Dell'autostrada di Sarnisson. Va bene. Li chiamo. Però fu bravo perché cammini sempre con fil rappreso. Va bene. Non mi fa nessuno pacca, capisci a me? Va bene, fai buono. Ti metto a fianco a Pascalo Scusciano. Fu bravo, io voglio ma brucchia assai, ma non mi fu pacca. Vabbè, state buono, aiuto. Un bacio, fu bravo, state buono. Ciao. Ragazzi, soffro ma bello. Ma secondo te se mi sento poco paura?